il Green Pass dà forse un po' troppo, diciamo così, la sensazione di essere sicuri. E invece stiamo vedendo che anche fra i vaccinati ci sono molti positivizzati. Per questo il presidente del Consiglio regionale Veneto ha deciso di pagare di tasca propria il tampone ai 51 consiglieri, effettuando un versamento di 600 euro circa dal proprio conto all'ULSS veneziana. Avevo la necessità che martedì scorso, per entrare in aula a consigliare, avessimo comunque tutti fatto una verifica più approfondita, perché a Palazzo Farofini comunque si entra col Green Pass, però in aula a consigliare rimaniamo in 50 persone e più per 7-8 ore, è comunque un ambiente ristretto, quindi per la tranquillità di tutti mi sono sentito di chiedere a tutti i consiglieri di farsi il tampone, a mettere in moto appunto ricevute, pagamenti eccetera, avrebbe comportato un tempo decisionale che andava oltre, chiamiamolo, il momento in cui dovevamo fare consiglio, quindi ho deciso, signori, faccio io e facciamo, insomma, ecco, quindi mi sono un po' arrangiato, mettiamola così. Fino al 15 ottobre dipendenti e politici del Consiglio si sottoponevano a un tampone periodico gratuito. Con l'entrata in vigore del Green Pass le regole sono cambiate, ma per ora la sicurezza deve restare. Ho già detto a tutti che per la seduta del 9 novembre faremo la stessa modalità, quindi l'accesso con tampone all'aula, e poi vediamo anche come va l'andamento dei contagi, come va la curva eventualmente appunto della diffusione del virus, e quindi adatteremo anche la nostra operatività a come andrà la situazione epidemiologica del Veneto. Ciambetti, in Puglia, per la presentazione del rapporto annuale su legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, ha poi evidenziato come le regioni siano poco coinvolte in decisioni importanti, pandemia in primis. Se qualcuno ascoltava prima le regioni, probabilmente molti DPCM sarebbero usciti meglio e magari non dovevano essere corretti dopo una settimana. È quello che è mancato